Siamo davanti all'ospedale Antonio Cardarelli, il più grande e famoso ospedale dell'intero meridione d'Italia. Ospedale che però in un primo tempo non si chiamava così. Sì, quando fu creato in epoca fascista si chiamò Ospedale 23 marzo per celebrare la nascita dei fasci di combattimento. Ma meno male che già nel 1943 l'ospedale fu ribattezzato con Antonio Cardarelli, ovvero dedicato al medico più famoso dell'Ottocento, l'Ippocrate napoletano dell'Ottocento, il medico personale di Vittorio Emanuele, di suo figlio Umberto I, medico personale di Garibaldi, insomma, senatore d'Italia. Ecco, veramente il medico che passa alla storia non solo per le sue grandi capacità di studio e di docenza, ma soprattutto perché teneva una caratteristica particolare, aveva un leggendario occhio clinico. Ma che cos'è questo occhio clinico di Cardarelli? Antonio Cardarelli teneva l'occhio clinico, riusciva a fare delle diagnosi rigorose e veritiere anche senza l'aiuto di indagini radioscopiche, di indagini cliniche, semplicemente basandosi sull'osservazione di alcuni segni impercettibili del corpo umano. Il segno di Cardarelli, ancora oggi il sintomo di Cardarelli, ancora oggi è studiato dai medici napoletani, che era praticamente una sorta di pulsazione anormale della trachea. Lui insomma applicava la semiotica, che è questa branca della medicina basata proprio sull'osservazione dei dettagli del corpo umano. E ci andivinava, come si diceva nell'Ottocento, andivinava malattie, e quindi la sua fama diventò addirittura leggendaria. Diagnosticò a Leone XIII, il Papa, nel 1903, un tumore alla pleura. Tutti gli altri medici dicevano no, è una semplice pleurite. Aveva ragione lui. Ci sono aneddoti a iosa su questo occhio clinico addirittura leggendario. Riusciva a diagnosticare l'aneurisma dell'aorta, pare semplicemente sentendo la parola e riusciva, insomma, vabbè, poi tutto questo fa parte di leggenda. Si racconta che una volta era in carrozzella, sentì un pescivendolo urlare pesce fresco, cefalo, palamata, e insomma riuscì da quella voce a capire che aveva una malattia alla pleura. Lo fece velocemente ricoverare e probabilmente gli salvò la vita. Si racconta che una volta diagnosticò la tubercolosi a un cantante lirico al Teatro San Carlo, semplicemente sentendolo cantare. Insomma, aveva l'occhio clinico e forse pure teneva l'orecchio clinico. Ovviamente tutta questa fama, tutta questa popolarità, venivano pazienti da ogni angolo d'Italia a farsi visitare da Cardarelli, suscitava anche, diciamo, la gelosia, se non addirittura l'ira di molti suoi colleghi. Allora molti colleghi, una volta dei colleghi, sapete che fece? Gli fecero uno scherzo. Presero una persona sana come un pesce, insomma, gli fecero mettere un pigiama, mettere in doliette e lo fecero visitare da Cardarelli. E lui, a un certo punto lui lo visita e dice: guardi, mi dispiace, ma purtroppo la persona ha una brutta nefrite cronica, gli mancano pochi giorni di vita. Loro escono allo scoperto: ci sei cascato, ma che dice? Quello è strano come un pesce. Dopo 7 giorni, signor murette con una nefrite cronica. Sosteneva la medicina pubblica, diceva sempre la verità, era schietto con i suoi pazienti, era contrario ai farmaci placebo. Quando veniva qualcuno che diceva tutto, ma scrivitemi qualcosa, scrivitemi una pinna, uno scirup. Lui allora parafrasava un vecchio detto napoletano che dice: vini cantine e purpette cucine. Dice: lei vuole uno sciroppo, una pillola? Lei ha bisogno, signore mio, solo di pillole di cucina e sciruppe cantina.